Sono Maurizio Zotti, un contribuente dell'associazione, non economicamente, ma presto la mia opera. L'associazione ormai da molti anni. Cominciamo già dai primi mesi dell'anno a raccogliere le famiglie, a raccogliere i nominativi disposti ad ospitare questi bambini. E poi vengono richiesti dei documenti che vengono mandati alle questure. Ho cominciato nel 96 come famiglia ospitante e poi le cose sono andate in un altro modo, però dal 96 ad oggi ho sempre fatto parte di questa associazione. Naletto Paolo, presidente dell'associazione Gomel 98 di Stra. I bambini sono una ventina, più l'accompagnatrice, più un altro ragazzo fuori quota. La soddisfazione dura 365 giorni di attesa. Dal momento che partono, noi stiamo aspettando 365 giorni che questi bambini arrivino. Vuol dire questo che queste famiglie ci credono, ci credo io che ne ospito due, io e mia moglie, ci credo perché sono stato 3 volte in Bielorussia, ultima a maggio, ho visto delle cose che non sto qua a descrivere perché altrimenti mi viene lacrime agli occhi. Adesso Stefania e faccio la cuoca e sono 4 anni che accolgo. L'esperienza è sempre stata positiva, nel senso che comunque si cerca di aiutare questi bambini a fare una vacanza che li porti anche benefici dal punto di vista salutare, diciamo. L'esperienza è sempre stata positiva, sono sempre dei bambini che riempiono di gioia, insomma. Sono Baldan Patrizia, vengo da Stra ed è la mia prima esperienza come, diciamo, ospitare questi bambini che vengono da un paese più bisognoso del nostro, diciamo. Io accolgo una bimba di 8 anni che si chiama Anelina. Mi aspetto che la bambina intanto si ambienti abbastanza facilmente e speriamo di poterla far visitare questa nostra bella regione e che abbia un bel ricordo delle sue vacanze estive. Ciao Lele, ciao bambino, ciao Patino!